Macor Plazzotta, portiere del Ravascleto. Allora Macor, la salvezza è appesa veramente a un filo. Dobbiamo sperare che alcuni risultati ci aiutino alla prossima, no? Uno. Un risultato ci aiuti alla prossima. È chiaro che è stata dura tutto l'anno, una seconda che è stata dura tutto l'anno e dobbiamo sperare, noi dobbiamo ovviamente fare il nostro, che è andare a vincere a Sappada. Sperando che l'Ampezzo perda per guadagnare al massimo lo spareggio, Sì, ricordiamolo. Senti Macor, oggi diciamo che la vittoria della Velox è strameritata. Sì, loro corrono e purtroppo ci hanno infilato molte volte in contropiede, specialmente sulle seconde palle noi non c'eravamo e quindi hanno preso sempre loro il controllo a centrocampo, noi cercavamo di servire sempre con lanci lunghi e ci hanno preso sempre in contropiede, purtroppo ce ne hanno fatti 3. Diciamo che ogni tanto sei stato un po' responsabile, no, di qualche rete subita, ma oggi in assoluto sei stato il migliore in campo della Ravascleto. Parate decisive, se no finiva veramente in goleata. Diciamo che il portiere è un po' un mestiere così. Un ruolo infame. Dove bisogna avere tante volte continuità. E adesso si lavora sempre per trovarla, anche perché comunque essere giovani, fare il portiere non è semplice. Non è semplice. Perfettamente. Specialmente in un campionato come la seconda, dove è sempre molto difficile, le partite sono sempre in bilico, non c'è mai un controllo netto di una squadra sull'altra. Senti, un'eventuale retrocessione, insomma, come sarebbe vissuta la Ravascleto? Insomma, magari avevate altre ambizioni, una salvezza tranquilla, invece... Sì, come ambizione avevamo la salvezza tranquilla. È chiaro che la retrocessione farebbe male, anche perché con il nuovo campo, con uno spogliatoio bellissimo, bellissimo, sì. Ed è un impianto che potrebbe ambire anche più della seconda. Sarebbe un peccato, ma comunque dobbiamo trovare forze per ripartire e cercare di fare qualcosa di bello anche in futuro.